Anche a Palermo arriva la raccolta firme promossa da Italia dei Valori per una proposta di legge di iniziativa popolare per l'abrogazione del gioco d'azzardo. Una vera industria in tutti i sensi, produce il 4% del PIL nazionale ed un fatturato di oltre 100 miliardi l'anno. Ma il gioco d'azzardo è anche un universo dai costi sociali altissimi, sempre più numerosi ludopatici, 100.000 soltanto in Sicilia, per curare i quali servono tra i 5 e 6 miliardi di euro ogni anno. La dipendenza poi è accresciuta dai nuovi giochi disponibili online. Sono 800.000 i cittadini italiani dipendenti da ludopatia. È un gioco della disperazione, non del divertimento. Il giorno in cui si gioca di più in Italia è il giorno in cui i pensionati ritirano la pensione. Non è tollerabile che uno Stato che si rispetti sulla pelle dei cittadini voglia fare cassa e poi non fa nemmeno cassa, fa solo il vantaggio dei 10 concessionari dei giochi. Noi diciamo no al gioco d'azzardo di Stato, no alle slot machine, no ai videopoker. Pensate, in Italia ci sono 400.000 slot machine a fronte delle 20.000 francesi. Italia dei Valori non esita a parlare di Stato biscazziere. In tempi di crisi economica moltissimi infatti coloro che tentano la fortuna giocando d'azzardo e impoverendosi ancora di più. Eppure non sono pochi gli amministratori locali che si dicono favorevoli alla nascita di nuovi casinò, vedi Mondello e Tormina, e nuovi centri gioco considerati attrattori turistici e fattori di valorizzazione del territorio, una prospettiva che Italia dei Valori respinge fortemente. Dove valga la pena investire di più sui nostri beni culturali, sul nostro patrimonio storico che è straordinario, sulle nostre coste, sul nostro territorio e non certamente sul gioco. Non credo che sia quello il modo migliore per fare turismo.